fratelli d'Italia, una speme nata in cuor, solo stiamo sull'ali dorate, va si posa sui clivi e sui colli, ideale nostro fine sarà. Ma cos'è? Un superino. Un superino di cosa? Un superino, c'è dentro tutto, no? Un inno, cioè ci vuole un inno alternativo, no? L'inno di Slow Tour? Sì, potrebbe essere l'inno di Slow Tour. Slow Tour. Slow Tour è un giro lento per l'Italia. In questa puntata io vado in Sardegna, Sì. alla festa di Sant'Efisio. È una festa meravigliosa dove si vedono tutti i costumi di tutte le donne, gli uomini sardi, una cosa meravigliosa. Ho capito, usi i costumi. Ma no, usi i costumi, cioè i costumi non sono folklore, lo vuoi capire, cioè dentro il costume c'è tutto, praticamente tu puoi ricondurre e ricostruire una storia millenaria del Mediterraneo e non solo, in fondo quasi di tutta la terra, non importa andare in Yemen o in Egitto, tutta quella roba, tutte quelle immagini, quei simboli li trovi nei costumi, capito? Sì, ho capito, la storia, la geografia, come a scuola, interessante. Roversi? Sospeso. Allora, finalmente ci conosciamo. Angela De Montis mi ha scritto una letterina raccontandomi il lavoro meraviglioso che sta facendo appunto sui bronzetti. L'immagine che avevo di lei era questa. Partiamo per l'avventura sui bronzetti ad altezza naturale. Per poter appunto studiare meglio quella che è stata la civiltà nuragica. Nuragica, esatto, che è poco conosciuta, poco pubblicizzata, ma merita di essere conosciuta perché era un grande popolo. Ma secondo te a che cosa era collegato questo 1° maggio? Credo che sia la festa della rinascita della natura, quindi l'inizio della primavera. Sì. E in una casa viene fatta una festa meravigliosa con tutti i costumi, no? Vengono da tutta la Sardegna, si sfilano con questi costumi stupefacenti, con dei colori, dei gioielli splendidi. C'è la sfilata dei cavalli e poi in ultimo arriva il Cocchio del Santo, preceduto da Sarramadura, che sarebbe un'infiorata alle donne che distribuiscono petali di fiori e fanno tutto questo per devozione al santo. Devozione. Perché il popolo sardo è sempre stato molto religioso. Perché ci tengono tanto i sardi ai loro costumi? Tutti diversi, tutti in posti diversi, con caratteristiche diverse. Perché? Cioè, i costumi sono dei codici di identificazione. Questi codici da che cosa sono formati? Da simboli, da immagini, da ricami. Esatto, dai colori, dai gioielli, da tantissime cose. Qualche signora anziana ancora adesso nei paesi dell'interno si veste solo ed esclusivamente col costume del proprio paese. Ah, ancora? Sì, e alcuni si fanno seppellire quando muoiono. Col costume? Col costume addosso. E bisogna chiedere a loro però. Esatto. Riusciamo a beccare una signora, glielo chiediamo? Adesso proveremo Dai, a intercettarla. Sotto al municipio qui a Cagliari stiamo aspettando il passaggio, la passerella del santo e degli archibugieri che lo precedono. E tutte le donne in costume, è veramente una grandissima manifestazione nella tradizione, ma fatta veramente da giovani, da tutti, quindi una cosa estremamente sentita. Questa è la famosa infiorata, vero? Sì. È infiorata, le donne, le giovani donne, bellissime, con costumi meravigliosi, buttano i petali di rosa sotto ai piedi del santo in questo caso. Un atto di grande devozione che ricorda qualche cosa che ha a che fare con la primavera, con la rinascita. Senti, quando eri piccolina lo vedevi questa manifestazione? E adesso fai la... Sfilo proprio. Sì, ma perché? Perché? Dimmi perché. Perché è una tradizione nostra, cioè qualcosa che abbiamo dentro, dobbiamo farlo per forza. Qualcosa che abbiamo dentro dobbiamo fare. Cosa ci avete dentro? Me lo vuoi spiegare? Non lo so. Sono le nostre tradizioni, è la nostra identità. Spargiamo. Via. Va, ma che cosa meravigliosa! È bellissimo! Sono alla festa di Sant'Efisio a Cagliari, dove i costumi tradizionali di oggi richiamano costumi antichissimi.
Guarda il costume di Orgosolo, fantastico! Allora, il costume di Orgosolo. Questo è uno E dei quindi costumi questo- più belli in assoluto. Secondo gli studiosi rappresentano dei gigli, quindi dei fiori di lotto che sono stati anche ritrovati in pitture parietali egiziane. Ma è davvero? Sì, sì, sì. Perché Orgosolo, questi gigli che ricordano l'Egitto? La fortuna ha voluto che tenessimo questa tradizione, perché un po' in tutti i Perché, paesi... appunto, ma siete ragazze giovanissime, come mai continuate questa tradizione? Perché fa parte della nostra, Fa sì, parte del DNA, ci è stato tramandato e lo viviamo ancora attualmente nel nostro paese, è viva la tradizione, si mettono per i matrimoni, per i battesimi, per le prime comunioni. Questi sono i bottoni proprio classici, no? Molto tradizionali, che probabilmente riprendono, perché sono sempre due come gemelli, insomma, e riprendono il seno femminile, le dee madri, la fertilità. Come si chiama questo? Lionzu, è una benda in setta grezza. E perché si mette così? Bisogna chiederlo Che agli moda è? antichi. Appunto, è questo il mistero. Lo chiediamo agli antichi perché qui c'è molto da scoprire. Siete dei reperti archeologici viventi! Lei di dov'è? Gesico. A Cagliari, vicino a Cagliari. Ah, ecco, il Il famoso corsetto che è l'antico reggiseno. modello è antichissimo, fatto così in questo modo. Ci ricorda qualcosa, vero? La dea dei serpenti Minulca, che lo stesso porta un giustino che sorregge il seno, in questo caso il seno scoperto. E poi c'è questo famoso. Sono riproduzioni delle spille antiche. Loro hanno questa gonna plissettata che bisognava farlo col ferro da stiro. Sì, e usavano dei metodi particolari, bagnando il tessuto, poi con delle piccole canne si facevano le sovrapposizioni successive e si lasciava asciugare in questo modo. Da dove viene questo tipo di costume? Voi di dove siete? Pirri, provincia di Cagliari. Questi gioielli li hai avuti dalla mamma? Sì, avuti, sì. Sono un'eredità in qualche modo. La signora è pienissima. Io sono la capogruppo. Tutti i costumi sono cuciti dalle mie mani. Brava. Ma signora, perché continuare questa tradizione del costume? È una cosa che sentiamo nel sangue. Anche la posizione è molto significativa. A me ricorda appunto l'immagine classica delle dee madri. No? Esatto, sì. Sono così. Sì, con le mani sui fianchi. Arriva il costume di Cagliari. Guarda un po' i capelli turchi, no? È vero. Questo è il costume classico di Cagliari. Sì. Questi sono i cavalieri. Il cavaliere è una cavaliera. Con questi gioielli la storia ci porta indietro, quasi arrivassimo all'India o chissà dove, forse all'Afghanistan, chissà dove. I cavalli sono molto arrabbiati, guarda, è bello che sei il cavallo. E la capacità è quella di tenere i cavalli in queste condizioni. Sardi però ha anche grande tradizione guerriera, no? Cioè questi erano temibili, c'era da starci attenti ai guerrieri. Era famoso il valore e il coraggio dei sassarini della brigata Sassari, che venivano chiamati demonius in guerra, erano molto temuti, non avevano paura di morire e di lanciarsi anche in imprese impossibili. Ma un po' come i tuoi bronzetti che hai scoperto, insomma questi erano... Dei guerrieri eccezionali. Ma ce n'è uno addirittura con 4 braccia e 4 occhi. Con 4 braccia e 4 occhi e quello rimane un mistero perché viene interpretato come rappresentazione di demone o eroe divinizzato, ma io ci vedo anche proprio un travestimento, un mascheramento orrido da guerra. I buoi che portano il santo in processione hanno le corna infiorate e ricordano le corna pommellate dei bronzetti nuragici. Ma quali collegamenti ci saranno fra queste tradizioni e una storia molto più antica? Angela De Montis ha ricostruito fisicamente e filologicamente i costumi dei bronzetti sardi. Solo a una donna poteva venire in mente di scoprire la storia studiando la moda dell'epoca. Ha
ricostruito e analizzato le armature, gli abiti, gli accessori, riproducendoli a grandezza naturale. Ed eccoli qua, sono all'interno della sfilata, cioè della mostra sul popolo dei bronzetti sardi. Sono stupendi, siamo in mezzo ai bronzetti sardi. Li vediamo vestiti come dovevano essere. 3000 anni fa. 3000 anni fa. Erano bellissimi. Li possiamo vedere da dietro. Questo è l'arciere. Racconta un po', bellissimo questo casco. Con vero crine di cavallo. Strano questo pennacchio davanti agli occhi così, no? Sì, la funzione, allora, quella decorativa sicuramente, però se l'arciere si trovava in condizioni di avere il sole davanti agli occhi, ti fa ombra. E quindi era uno strumento proprio utile. Ma dai! Sì. Un paio di occhiali, no? Ho capito la vera funzione della placca frontale Nel farlo? solo quando ho indossato l'armatura. Quella superiore serve a proteggere il cuore, quella in basso serve a proteggere il ventre, però tutte e due assieme fanno da bilanciere al peso della faretra che sta attaccata qui sulle spalle. Il peso era notevole. Bisogna considerare il fatto che questi guerrieri erano in realtà degli atleti. Venivano addestrati fin da bambini all'arte della guerra e quindi erano abituati a portare questi pesi. Basti pensare che gli spartani erano alti 1,5 metri e portavano su 35 kg di bronzo. E abbiamo l'elmo con le corna. Le corna sono di capra femmina, sono vere e anche qui indossando l'elmo ho capito la funzione delle corna rivolte in avanti, perché in questo modo creano una distanza. Quindi abbassando la testa come gli animali, diciamo, Si riparava il volto. Ma questo dietro che cos'è? L'anello portaspada. Quindi la spada veniva messa qua e poi la tiravano fuori in questo modo. L'abbiamo visto tutti Brad Pitt come faceva, no? Quando faceva Achille, così. Colpiscono queste spirali sullo scudo. È uno scudo molto decorato, come puoi vedere. Il fatto che abbia queste spirali e poi anche altri elementi un po' particolari come l'elsa delle spade di forma X e i pomelli sulle corna mi fa pensare più che a un nuragico, a un guerriero di tipo nordico, un celta forse. Le corna le troviamo sempre associate alle divinità nordiche, però il dio Odino e le divinità celtiche sono rappresentate con l'elmo cornuto con i pomelli. Nordiche, Nordiche. Quindi tu praticamente sei andata in Nord Europa proprio per andare a vedere bene da dove poteva provenire un guerriero come questo. Sì. E che cosa hai scoperto? Ci sono diverse raffigurazioni di questo tipo, l'uso della spirale è molto frequente in questi paesi e poi queste spadine in Sardegna non si trovano, ma si ritrovano in contesti diversi, in Francia, in Germania. Viene il sospetto che questo personaggio non sia proprio un nuragico. Lo studio di Angela non si ferma ai guerrieri, ma indaga anche i borghesi, gli artigiani, le donne e le sacerdotesse, molto simili all'iconografia della strega. E questo? Seo un capotribù de Uda, sono il capotribù di Uta. E ho indossato questi magnifici costumi per il piacere di farlo, ma anche per farvi una domanda. Questo costume, che è filologicamente un costume dei bronzetti sardi, contiene degli elementi etruschi. E poi avete parlato di influenze dell'abbigliamento che vengono dal nord, dai Celti. Ma insomma, questi abitanti della Sardegna, ma da dove venivano? Ah, bella domanda! I popoli antichi si sono sempre spostati, principalmente via mare. I Sardes o i Sardana, cioè gli antichi sardi, facevano parte dei popoli del mare che colonizzarono il Mediterraneo molto prima dei Fenici e degli Etruschi. Ma ne parleremo un'altra volta. Ma questa puntata non finisce qui. Slow Tour, un viaggio nella geografia, ma anche nella storia. Sì, ma detto così sembra di stare a scuola. Ma è divertente! Guarda cosa ho scoperto io in campagna, a Ercolano, a proposito di storia e geografia, ma dopo la pubblicità. Uno che sbarca qui al porto di Ercolano, sbarca alle pendici del Vesuvio
si trova subito di fronte una magnifica villa, Villa Favorita, antico splendore borbonico. Bella. Ed eccola la villa! L'architetto Ferdinando Fuga l'ha progettata nel 1768 per il principe di Campofiorito, un generale Borbone. La casina dei mosaici. Alla fine dell'Ottocento è stato ospite qui il Pascià d'Egitto, quello che ha fatto il canale di Suez. Ecco perché questa atmosfera vagamente orientaleggiante. E qui siamo nel centro esatto del Golfo di Napoli. Il parco della villa, le serre, il mare, la ferrovia. Beh, non è proprio la vecchia Napoli Portici, però sicuramente il Borbone arrivava fin qui per andare a vedere gli scavi di Ercolano. A proposito, gli scavi di Ercolano. Gli scavi di Ercolano è una meta turistica imperdibile che voi naturalmente, se venite a Ercolano, non potete perdere. Ma c'è una cosa che voi forse non conoscete, una novità assoluta. Via 4 Novembre, il centro di Ercolano. Qui a Ercolano, in un centro storico che si sta riqualificando, poco più di un anno fa hanno inaugurato questa chicca, Museo Archeologico Virtuale, che ben rappresenta uno degli slogan più geniali che ho mai sentito. Il meglio contro il peggio, laddove il peggio è il degrado e il meglio è la storia, la cultura, il paesaggio di queste zone uniche al mondo. Museo virtuale vuole dire tecnologia al servizio dello spettacolo e del gioco interattivo. Una mia casa, il brulichio dei traffici, risuona ancora nel mio sogno. E intanto l'audio diffonde delle citazioni, delle frasi, dei pezzi di cronaca minimalista dell'Ercolano del 79 d.C. Nella buona e nella cattiva sorte, negli scandali e nella fortuna. Danno un'idea della vita concreta di questi. Bello. Questo ambiente ricostruisce i cunicoli degli scavi. La gioia e l'emozione di riscoprire personalmente un affresco. Il gioco di interagire con un impluvium. Questa è una barriera simbolica, una specie di macchina del tempo. Qui abbiamo superato il momento specifico dell'eruzione, 79 d.C. Superata questa barriera, andiamo a vedere com'erano prima le città vesuviane. È la mia stessa curiosità a ricreare gli ambienti. Vesto il pavimento e si ricostruisce il mosaico. Mi avvicino e si ricostruisce la casa del fauno. Il ninfeo di Claudio, sommerso dalle acque, lo possiamo vedere proprio come se avessimo una maschera subacquea. E al Museo Archeologico Virtuale non poteva mancare il film dell'eruzione del Vesuvio. Emozionante, spettacolare, ma anche storicamente ineccepibile. Storico, su questa nave che passa c'è Plinio, colui che avrebbe raccontato la cronaca dell'evento. Guardalo lì, sembra di vederlo. Ovviamente al museo ci sono i libri, ma sono libri divertenti e interattivi come videogiochi.
La meraviglia è il principio della conoscenza, lo diceva Aristotele e qualche professore di scuola nel frattempo se l'ha dimenticato. Ma a proposito, la gita parascolastica a Ercolano non è ancora finita. Adesso viene il bello. Adesso il Vesuvio andiamo a vederlo dal vero, da vicino. Qui alle pendici del Vesuvio. Questo è l'inizio della riserva naturale che coincide con l'inizio del Parco Naturale del Vesuvio. Sì, vabbè, Plinio, i Borboni, la storia, tutto quello che volete, ma la cosa fondamentale è che sul Vesuvio abita Amelia, la fattucchiera che ammalia, e quindi il percorso è anche un gioco per i bambini. E il vulcano è poi una divinità altezzosa, sdegnosa, che si fa vedere poi se gli pare a lui, là, coperto dalle nuvole. Lichene si attacca alla lava, anche se sembra sterile completamente, ma lui si attacca, cresce, rimane lì. Poi in tutti gli interstizi, guarda, ci sono delle piccolissime piantine, poi arrivano le bestioline. E sulla lava naturalmente c'è Amelia, che non poteva mancare, che in realtà è Paola, naturalista del parco. Ecco, Amelia, fai finta che io sia qui qua. Cioè, cosa mi racconti di questo? Di questo luogo? Guarda, questo parco è un miracolo. 8.500 ettari che racchiudono una biodiversità che è straordinaria, e soprattutto se si tiene conto che è un vulcano attivo che ciclicamente distrugge le comunità vegetali e quegli animali che successivamente si insediano, e subito dopo la natura ricomincia a riprendere possesso, no? Piano piano, gradualmente, della lava, dell'ambiente. Già questa è una sensazione enorme, e questi delicati equilibri vale la pena di conservarli, di proteggerli. Sì, ma la domanda proprio bassa è: ma chi se ne frega della natura? Perché dovremmo proteggerla? Cosa serve? Cosa serviamo noi? Siamo frutto anche della natura. Noi siamo parte degli ecosistemi che colonizziamo, li trasformiamo e veniamo trasformati, anche se pensiamo di essere noi a governare le trasformazioni ambientali. Non è così, non è così, è l'ambiente che ci trasforma, e noi siamo davvero poca cosa. Guarda là, il picco del Monte Somma, che nei secoli ha creato il vulcano, il Vesuvio. Qui siamo a circa 800 metri, siamo saliti rispetto al bosco, e qua c'è questa macchia mediterranea con le ginestre. Cosa fai? Hai ripreso la macchina? Ma no, per piacere, sono venuto a piedi, ho preso un passaggio, quella è la macchina del parco, là, quello è il mio amico Orso. Però questi itinerari si fanno a piedi, io ne ho fatto un pezzo. C'è un itinerario da 3 ore, uno da 5 ore, uno da 7 ore. Uno sceglie ed è bellissimo. Poi, vabbè, se uno può, approfitta. Ce la fai a salire? Sì, ce la faccio a salire. Dalla biglietteria qui al cratere è una passeggiata di 20 minuti. Piove, ma i turisti non li ferma nessuno. Temporale, ma forse torna il sole per 5 minuti. Ne approfittiamo, guarda, la bocca del Vesuvio. Questo qui è il cratere, è lui? Sì, è certo che è lui. E ad ogni eruzione ha cambiato il proprio aspetto, la propria forma, le proprie dimensioni. Sicché questo è il risultato dell'ultima eruzione
Questo non è il vulcano che sta per eruttare, questo è un tuono, perché qui siamo vicino agli dei, secondo me. Qui ci sono i temporali, i fulmini, le saette. Oggi il Vesuvio attraversa una fase di riposo dinamico perché è vulcano attivo. Però lì si vede che la bocca ha un tappo. Molto materiale è franato dalla parte alta, all'interno del cratere, e quindi oggi la profondità è di 330 metri. Perché un vulcano non sta mai fermo, è sempre lì che cambia. Questo Certo. è l'aspetto che ha preso dopo il 44, l'ultima eruzione. Ultima eruzione. Direttore, lassù io leggo 1841 Ferdinando II di Borbone. Sì, è l'anno di fondazione dell'osservatorio vesuviano. Sicuramente resta l'osservatorio vulcanologico più antico del mondo. Che ora ha una parte storica e una didattica legata al territorio. Entriamo dentro, direttore, ma Sì. perché da qui poi si tiene sotto controllo il Vesuvio. E guarda, qui proprio si vede benissimo, ecco, queste sono in rosso le zone attive. Sì, sono i vulcani campani attivi. Ma quanta gente ci abita nelle zone a rischio vulcano? Il maggior rischio 650.000 al Vesuvio, circa 300.000 ai Campi Flegrei. Quindi siamo a 1 milione di persone che stanno in un luogo a rischio. Certo, certo. Se il Vesuvio per caso dopo anni e anni si risvegliasse, qua come siete messi? Il famoso piano di evacuazione, tu cosa devi fare? Dove vai? Mi prendono un elicottero e andare via. Siamo messi un po' male tutto questo aspetto. Sì, per definizione è il vulcano più pericoloso del mondo questo. Però io mentre sto parlando con lei sto toccando ferro, guarda. Sì, lo capisco. Io posso appoggiarmi qua? Esattamente. E qui possiamo amenamente chiacchierare delle prospettive del Vesuvio. Io ricordo che nel 1944, io ero ragazzo, quando la lava veniva qua, veniva per Sercolano. Sì. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo pigliato San Gennaro, l'abbiamo portato lì sopra, ci San Gennaro, vedi tu, tu la lava si è fermata. Insomma, lei lo ama o lo odia questo vulcano? Sempre amato.